Andiamo a Pordenone, dove è arrivato un vero e proprio studio oculistico mobile e permetterà visite gratuite in tutto il territorio. Natascia Gargano. È un camper giallo speciale, quello donato all'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e all'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, sezione di Pordenone, dal locale Lions Club e da Friuli Ovest Banca, e presentato ufficialmente ieri davanti alla loggia del municipio cittadino. Si tratta di un vero e proprio ambulatorio mobile di prevenzione per la salute degli occhi. Il mezzo è stato infatti attrezzato per le visite oftalmiche e si sposterà nelle scuole, nei mercati e nelle piazze del territorio per sensibilizzare sul controllo della vista. Sono state acquistate e predisposte all'interno le dotazioni specifiche che consentiranno ai medici specialisti di eseguire gli screening mirati all'individuazione precoce di diverse patologie come la retinopatia diabetica o il glaucoma. Il camper farà tappa anche nelle principali manifestazioni sportive e culturali del Friuli occidentale, partendo dal capoluogo e arrivando sino ai comuni montani, con l'obiettivo di offrire un servizio gratuito, capillare e a disposizione di tutti, per intercettare anche persone che hanno difficoltà a spostarsi o a pagare il ticket della visita. Il tour inizierà non appena la situazione sanitaria lo consentirà.